quelli che sono possibili in questa fase e quelli che un grande sindacato, qual è la CGIL, qual è la FIOM, si pongono in termini di prospettiva. Una situazione davvero drammatica, molto grave. E credo ci siano alcune cose da fare, e ritornare oggi a Modena vuol dire ragionare, discutere anche con la FIOM, con la CGIL di Modena, quali sono le azioni, non per sostituirci alla protezione civile o altre cose, ma quali sono le azioni necessarie da mettere in campo come lavoratori e sindacato proprio per non lasciare solo quelle persone, quei lavoratori, e per ragionare su come questo terremoto abbia come effetto anche una regressione, la scomparsa di un intero sistema industriale. E allo stesso tempo perché dovremmo riflettere su un punto. Quando arrivi lì guardando capisci una cosa precisa, perché se le fabbriche vecchie sono ancora in piedi e quelle nuove, i pezzi nuovi, in alcuni casi lo vedi visivamente attaccato, perché c'è la fabbrica vecchia attaccata al pezzo che hanno fatto nuovo, e vedi che il pezzo nuovo non c'è più. In alcuni casi purtroppo ha prodotto anche la morte di chi c'era sotto, in altri casi per fortuna è crollato la notte, sotto non c'era nessuno, perché sennò ci sarebbero stati dei danni successivi. Tu ti poni un problema preciso, e il problema non è semplicemente vedere di chi è la responsabilità, cosa che andrà fatta, ma la domanda che io mi sono fatto guardando quella roba lì è stato: ma quelle cose lì le hanno costruite solo qui a Modena? O siamo di fronte al fatto che in questi ultimi anni le costruzioni che hai fatto in giro non stanno tenendo conto nella costruzione anche delle fabbriche delle normali regole di sicurezza? Perché continuare a pensare che il nostro è un paese a limitato rischio sismico non credo che sia una gran idea, ma che sia un problema che riguarda quella situazione lì, ma che in senso generale debba riguardare quello che sta succedendo sostanzialmente in questo paese. Perché piangere dopo e non fare le cose prima è un elemento che dobbiamo smetterla, ci deve porre anche come problema. Se uno non vuole limitarsi appunto ad esprimere solidarietà alle famiglie come è necessario che facciamo, se vogliamo che quelle cose lì non si ripetano, è chiaro che dobbiamo trarre anche dalle esperienze, cercare di capire perché è successo e davvero se quella è una cosa solo limitata a quelle realtà lì o semplicemente a una logica che in questi anni si è affermata, in cui naturalmente la salute e la sicurezza è un'opzione, non è in realtà un punto, un vincolo che riguarda come costruirsi, ma che riguarda anche come gestirsi sostanzialmente le fabbriche. Poi c'è un altro punto che secondo me va posto e va ragionato anche assieme a loro, perché naturalmente hai anche proprio un problema in alcuni casi di essere lì, di essere un momento anche di poter discutere, di poter ragionare, perché c'è il rischio che anche i luoghi che permettono di fare cose di questo genere avvengano. Ma c'è un altro punto: in quella zona lì c'è un'attività particolare, stiamo parlando del biomedicale, e c'è una qualità molto alta, ci sono più di 5.000 lavoratori che lavorano con capacità molto forti, con dei problemi, perché per esempio fanno delle produzioni che servono immediatamente per chi deve fare la dialisi, per chi deve fare altre cose, e c'è il rischio, siccome ci sono danni molto pesanti, che quelle produzioni lì non sei più in grado di farle, con le conseguenze che questo ha non solo per quei lavoratori lì, ma anche per chi è ammalato e al limite non può utilizzare, e sono aziende multinazionali in molti casi. E uno dei rischi che c'è è quello che tra un po' ci sentiamo dire dalle multinazionali che siccome quelle produzioni lì le devono fare, anziché farle lì le vanno a fare da un'altra parte. Del resto, se ci pensate, quello che è avvenuto, per cui alcuni lavoratori hanno denunciato laddove è crollato il tetto che non volevano entrare, ma gli sono state fatte pressioni per entrare, perché il meccanismo che si è innescato è che piccole imprese o medie imprese sei anche di fronte al fatto che se non fai quella produzione lì la vado a fare sostanzialmente da un'altra parte. Allora il problema che sto ponendo